Sono il responsabile del Parco delle Dune, mi chiamo Dismo e il parco si trova nel perimetro del Parco del Delta del Po. Noi qui abbiamo iniziative culturali e informative inerenti alla vegetazione, alla fauna e alla flora presente. Abbiamo incentivato con la presenza di scolaresche dell'alternanza scuola e lavoro già da anni. Ci sono altri che vengono per lo studio e preparazione della tesi e organizziamo eventi sempre inerenti alla storia del nostro territorio, soprattutto le dune. Antica costa di mare che circa 2000 anni fa, con il deposito di inerti provocato dalle alluvioni che si espandevano nel territorio, hanno fatto sì che hanno allontanato il mare, portandolo all'incirca 15 km da qui. Il mare ci ha lasciato questa bellissima realtà che sono le dune fossili. Vegetazione presente è rappresentata soprattutto da querce, carpini, carpino bianco, carpino nero, e abbiamo anche una zona rappresentata dal pino marittimo. Ci sono alcuni pini domestici che rappresentano la realtà locale, perché una volta si chiamava pineta, adesso chiamiamo dune perché è cambiata nella sua costituzione fisica. Facciamo circa 3.500 visitatori all'anno tra scuole, comitive e gruppi. Lo facciamo con passione perché facciamo volontariato. Cerchiamo attraverso questa passione che abbiamo di gestire questa struttura. Anni or sono è stato anche il mio lavoro. Ho lavorato ai servizi forestali per oltre 25 anni e lì ho maturato la passione per questi luoghi, per queste oasi di biodiversità, e questo mi ha dato la forza anche di continuare. Il direttivo è rappresentato da giovani, qualcuno è diplomato, qualcuno sta studiando, si sta laureando, per cui guardiamo il futuro. Vogliamo che il futuro abbia tutto un altro risvolto, cioè che ci sia più interesse per queste zone. Prima tutto per la salvaguardia ambientale, ma anche per incentivare il turismo del nostro territorio.